Allora, Natascia, un riassunto su questa stagione che ha visto il Vittorio Veneto protagonista quasi fino all'ultimo. C'è il rammarico ovviamente per il campionato, ma va bene così alla fine, secondo te? Sì, ovviamente c'è il rammarico per non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo. Ce l'abbiamo messa tutta, sicuramente non è stato un anno facile per diversi motivi, come prendiamo gli infortuni, perché ormai è da più di un mese che giochiamo praticamente sempre le solite, perché quelle siamo, e quindi sicuramente non è stato facile. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo trovato una grande squadra, niente da dire assolutamente a livello tecnico-tattico all'Ariozzese, perché anche oggi ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi ce l'abbiamo messa tutta, anche oggi abbiamo provato comunque fino all'ultimo a tirar fuori l'orgoglio e a dire la nostra. Quindi brave noi, perché comunque, ripeto, abbiamo fatto tanto e ci abbiamo messo tutto l'impegno del mondo. Sicuramente siamo mancate in determinate partite dove non si doveva mancare, e brave anche a loro. Ecco, come dicevi, la parte degli infortuni ha pesato molto, magari peccato non aver giocato tutte queste sfide con la rosa al completo. Sì, sicuramente, ma al di là della sfida stessa, quando giochi 5, 6, 7 partite una dietro l'altra, 90 minuti e a volte anche di più, perché ricordiamo la Coppa contro l'Unterland. Giochi in poche perché siamo quelle, vai a fare trasferte lunghe e quindi comunque anche i viaggi incidono sulla prestazione. Vai a giocare mercoledì, vai a giocare domenica, gioca mercoledì ancora. È stato un ultimo periodo di campionato e di Coppa veramente intenso, e essendo in poche è stato difficile. Ci siamo adattate, ho giocato in difesa, ho giocato esterno, Giovi ha giocato a centrocampo, ce l'abbiamo messa tutta e siamo arrivate stanche. Questo sicuramente la stanchezza alla fine si è fatta sentire. Giocare queste partite con la formazione al 100% sarebbe stato bello, perché ovviamente ci saremmo messe di fronte a loro al 100%. Peccato, però così è andata. Allora, mister, ne manca ancora una in campionato, ma il Vittorio Veneto ha concluso così oggi. Sì, siamo venuti in casa della prima in classifica, le aveva vinte tutte e oggi abbiamo fatto il meglio delle nostre possibilità e qualità, quindi le ragazze hanno dato tutto e abbiamo subito 2 gol su 2 calci piazzati, quindi questa superiorità enorme non l'ho vista in campo. Abbiamo concluso la partita cercando di attaccare, cercando di accorciare e vedere che cosa succedeva negli ultimi minuti. Non ce l'abbiamo fatta, però complimenti alle mie ragazze. Hai dato spazio anche nel finale, negli ultimi 20 minuti, a diverse under che affronteranno la fase nazionale. Sì, è un premio per l'ottimo campionato che hanno fatto, quindi la Martinis e la Canzi hanno esordito oggi, quindi per un premio per il settore giovanile, per la qualità che c'è dietro la prima squadra e per il progetto della società che punta molto sulle giovani ragazze. Ne parlava Natascia prima, peccato non aver affrontato questi ultimi 2 mesi magari con la rosa al completo. Sì, adesso possiamo stare qua a parlare di assenze, di chi non c'era, e comunque dovevamo essere pronte e cattive nonostante le assenze. Abbiamo fatto un meglio che potevamo, cercando di fare un buon calcio e degli ottimi risultati, che dopo ci siamo riusciti più o meno, e questo non... si potrebbe anche parlarne, però chiaramente se c'era giocatrici del calibro della Martinelli, della De Martin e della Stefanello, un po' il completo, magari forse se qualcosa cambiava.